Come dico sempre, l'approccio è la cosa che ci tengo in modo particolare. Le ragazze in questo sono state davvero brave e abbiamo vinto una partita meritatamente, giocando anche un buon calcio contro una squadra ben organizzata che dopo il primo gol ci ha un po' infastidito, però siamo riusciti a tenere bene nel fare il gol del 2-0. Dopo, logicamente, avendo giocatrici molto brave negli spazi ampi, abbiamo sfruttato quelle che sono le nostre caratteristiche e abbiamo fatto un'ottima partita. Comunque, ripeto, l'atteggiamento è quello giusto, deve essere sempre questo. Abbiamo dato un segnale importante, nonostante il campionato sia ancora lungo. E niente, dobbiamo continuare su questa strada, lavorare, 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 che è la nostra parola d'ordine, e cercare di migliorarsi settimana dopo settimana. Sicuramente sì, è un punto di riferimento importante, l'ho sempre detto e non mi vergogno a dirlo, è l'allenatore in campo. Io cerco di dare indicazioni fuori, magari lo faccio anche in un modo abbastanza energico, ma lo faccio soprattutto per tenere sveglie le ragazze, perché avendo una squadra molto giovane è normale che devo dare indicazioni con un tono di voce abbastanza importante, è uguale lei lo fa in campo. Alice è un punto di riferimento non solo per noi dello staff, ma soprattutto per le ragazze, perché abbiamo una squadra giovane e quindi si appoggiano a lei sotto questo punto di vista. Sappiamo che lavoriamo tanto sulla fase offensiva, non avevo dubbi perché le qualità di Cantore, le qualità di Lana Clellan e soprattutto quelle di Cambiaghi e di Ferrato, che conosco da anni, non sono cambiate, anzi giorno dopo giorno si stanno organizzando per migliorare sempre di più, e quelle che sono arrivate logicamente devono cercare di andare dietro a loro. Lo stanno facendo nel migliore dei modi, perché Clellan in 2 partite è arrivata a 3 gol e speriamo continui. È uguale a Sofia Cantore, oggi ha avuto 2 palle per poter fare gol, poi magari nella situazione meno facile è riuscita a fare gol, quindi benissimo così, andiamo avanti, cerchiamo sempre di lavorare col sorriso sulle labbra, ma con determinazione e con l'umiltà giusta, perché sappiamo che il nostro primo obiettivo è quello della salvezza. Era molto importante chiuderla così, andiamo a 6 punti e adesso dobbiamo cercare di fare il massimo, sapendo che andiamo a affrontare una squadra molto molto forte, che oggi ha dato dal filo da torcere al Milan, e quindi lavoreremo che tutto vada per il verso giusto. Ripeto, bisogna lavorare il doppio. Permettimi di dire una cosa, volevo ringraziare lo staff e in modo particolare anche i magazzinieri che fanno parte del nostro staff, che si sono calati veramente, abbiamo gente nuova anche nello staff, si sono calati nella nostra dimensione, ripeto, con grande umiltà, grande voglia di crescere, grande voglia di lavorare, e li ringrazio per quello che ci stanno dando in questo momento. Tante emozioni perché oggi è proprio un anno esatto da quel brutto 4 settembre dell'anno scorso, quindi tante emozioni, però anche tanta tranquillità perché le ragazze mi sono state vicine tutto l'anno, quelle che ci sono ora, quelle che c'erano l'anno scorso e ora non sono più comunque con noi, quindi tante emozioni racchiuse in una bellissima vittoria, quindi sono felice. Sì, era importante fare risultato, abbiamo trovato sicuramente qualche difficoltà perché il primo tempo loro pressavano molto alte, non riuscivamo a uscire e a imporre il nostro gioco, quindi un po' di difficoltà, 2 gol comunque meritati, poi il secondo tempo sicuramente è stato si è visto molto di più il nostro gioco, però era importante avere il carattere giusto, quindi la squadra ha avuto l'atteggiamento che ci ha chiesto il mister. Si riparte da dove dove si è arrivati l'anno scorso e si punta sempre più in alto. Ci sono state delle partenze, degli arrivi, però sento che quello che non è cambiato è lo spirito che contraddistingue questo gruppo, quindi ripartiamo veramente da dove abbiamo concluso l'anno scorso, sapendo che è molto difficile ripetersi, ma con tanta voglia di crescere ancora molto. Lana sapevo che avrebbe ritrovato la gioia di giocare, sono molto contenta di come ha iniziato, ma tutte, Tamar, Sofi, le nuove arrivate più giovani, ci stanno dando quel qualcosa in più, si sono trovate subito bene e sicuramente faranno bene.